mia più grande passione è la danza classica moderna, che pratico appunto dall'età di 6 anni e sono una ballerina. Io sono un ragazzo di una volta che non ancora nel passamano e devo dire che lei è conosciutissima nel mondo della moda, nelle passerelle, diciamo, è sfilato non solo qui a Venezia, non solo nel Triveneto, non solo nel Veneto, ma in tutta Italia. Quindi un grande applauso a Sandy Carvanic, questa sera in veste di presentatrice. Allora, andiamo a presentare un attimo cosa succederà stasera, perché abbiamo detto una serata particolare perché ci sarà un concorso di bellezza. Quante sono le miss della serata, voi ricordatelo? 15 miss provenienti non solo dal Triveneto, non solo dal Veneto, ma anche dall'Emilia Romagna, e bene, è giusto saperlo, perché il concorso di bellezza nasce dalla splendida amicizia di 3 persone, sono qui presenti questa sera e sono Lorena Frati, Bolzon Federico e Carvanic Massimiliano. Li conosceremo nella serata perché hanno avuto una grande idea nel giugno del 2016. Hanno deciso in una serata di mettersi in gioco e di entrare a far parte in un mondo per loro sconosciuto, quello della moda. Il percorso è stato alquanto difficile, pieno di imprevisti, ma la loro determinazione e professionalità ha portato ad una buona notorietà del loro contest. Gli organizzatori, tra l'altro, cogliendo questa cosa, ci hanno detto e ci hanno anticipato che nel 2018 ci sono pronte tante belle cose, quindi una stagione piena di novità, una stagione di sorprese, come si suol dire, The Queen of the Fashion Night si rifarà il look, è giusto. Grazie a tutti, The Queen of the Fashion Night, per voi questo 24 novembre 2017. Allora, io prima di presentare la giuria vorrei fare vedere che cosa la nostra bellissima Sandy qui sul braccio. Tutti hanno detto, ah che bel tatuaggio. No ragazzi, non è un tatuaggio, questa è un'opera d'arte. Perché? Perché lo spiegheremo durante la serata, ma voglio solo anticiparvelo. Nel tavolo della giuria questa sera c'è una body painting. Che cos'è la body painting? È un artista che dipinge nei corpi delle modelle, ma non solo, ma anche nei corpi di qualsiasi persona, insomma, dipinge i corpi. Poi magari durante la serata ci spiegherà come, cosa, ma da cosa trae ispirazione, vero Kasha? Allora andiamo a presentare però la giuria, che è composta da Paolo Favaro. Lo accogliamo con un applauso, eccolo qui. Questa qui è una risorsa della serata, vero Paolo? Io non dico niente, però lui è un affermato cabarettista veneto. Prego Paolo, ed è giusto sfruttarlo anche questa sera, se non sbaglio, vero? Allora, andiamo avanti con il secondo giurato, che è proprio Kasha. Un grande applauso a Kasha, body painting affermata non solo in Veneto, non voglio definire la professione perché è arte questa, vero? Come quella di Paolo Favaro. Quindi 2 grandi artisti, i primi giurati. Andiamo avanti con 2 persone che voglio presentare assieme questa sera, perché fanno parte sì del mondo della moda, e quindi che dite, li accogliamo assieme perché sono Giada Masatto e Alberto Filippi. Allora, lei con la fascia di Miss Mondo perché giustamente è finalista di Miss Mondo per il Friuli Venezia Giulia nel 2017, nel maggio del 2017. Un grande applauso alla bellissima Giada, e questa sera in veste di madrina della serata. Filippi Alberto. Scusami, ma ecco, possono essere 2 nomi, un grande modello di fama nazionale, quindi anche lui questa sera qui è il mondo.
E andiamo avanti perché c'è anche una stylist questa sera come quinto giurato ed è lei, Federica Calzamara. Ci siamo tutti, la musica c'è, DJ Mirko la sta facendo suonare alla grande, ci sono anche Mirko Metti e Federico Bolzon ai quali voglio dedicare un grande applauso da parte di tutti voi e con la vostra collaborazione e sono i fotografi della serata. E allora senti, diciamo, che fai di bello nella vita perché dobbiamo anche conoscere la co-presentatrice, vero? Sì. Benissimo. L'estetica, qual è il tuo sogno? Nel cassetto? Aprire un centro estetico. Perfetto, quindi per aprire il suo centro estetico sta facendo pratica nei palchi del Triveneto. Un grande applauso alla nostra Sandy. E allora, vogliamo presentare le nostre miss, chiamerei te le nostre miss, partiamo dal numero 1. Perfetto. Quindi l'uscita è quella in abito elegante, l'abito elegante di loro proprietà. Numero 6 Giulia Doro. Il numero 7 Giorgio Girardi. Il numero 8 Ellen Gioia Rossi. Il numero 9 Gaia Benvenuto. Il numero 10 Lara Semenzato. Elisa Mattori.
bellissima Giada che ad ogni miss faceva un sorriso, li accoglieva, le faceva sentire proprio come a casa sua, è vero? Ti rivedevi nelle tue prime sfilate, dai, vogliamo sentire un po' della tua esperienza nell'ambito della moda, di questi concorsi con cui magari hai iniziato qualche anno fa. Allora dai, ecco. Vieni in piedi, dai, vieni in piedi così ti vedono perché. Ecco, potete ammirare così anche Gianna Masacco, ok, benissimo, la nostra madrina della serata. Allora, i primi ricordi delle tue sfilate? Sì, ho visto molto brave ragazze, mi sono piaciute, appunto le ho fatto un sorriso perché bisogna accoglierle, perché non devono avere l'ansia e si devono divertire come ho fatto anch'io ai concorsi, mi diverto, sorrido sempre e faccio tanto poco. Bene, ed è questa la cosa bella. Ti dico una cosa, Giada, mi ha stupito proprio la tua accoglienza con un bel sorriso, ovviamente anche da parte di tutti gli altri giurati, ognuno a suo modo, però era particolare questo tuo bel sorriso per ogni mix. Benissimo, ci risentiamo fra pochissimo, magari durante l'arco della serata conosceremo meglio anche i nostri giurati. Un applauso ancora una volta a Giada Masacco. Grazie. Allora, noi siamo pronti con la seconda uscita. La seconda uscita, se non sbaglio, corrisponde all'uscita in bikini, vero? E qui vi conosceremo anche di persona, quindi so che voi siete emozionatissime quando diciamo così, che vi faremo le domande, ma è una cosa semplice, prendetela così con il gusto di fare questa bella passeggiata qui al mondo e siamo pronti con la numero 1. Vediamo con il numero 1 Ale Cuba. Ferma qui che adesso è giunto il tuo momento, bellissima, l'avete apprezzata in costume. Allora, cosa fai di bello nella vita? Aspetta. Cosa studi bello? Ah, l'istituto alberghiero, benissimo, cosa vorresti fare nella vita? Quindi? Una fotomodella, studi alberghiero, no dai, studi alberghiero perché comunque ti può dare una professionalità per quanto riguarda magari anche la cuoca, la cameriera, magari ad una reception di qualche hotel, di qualche albergo, vero? Benissimo, bene, noi ti auguriamo tutto questo, ma soprattutto di diventare una grande modella. E poi Sandy deve farti un'altra domanda fondamentale in questa serata. Perché dovresti vincere tu stasera? Per il sorriso. È questo è quello che vogliamo, è un sorriso a tutti noi. Con il numero 2 rivediamo Alice Manuzzo. Ed eccola qui Alice, bella col numero 2, che fai di bello nella vita? Studentessa. Studentessa, cosa studi di bello? Che scuola fai? Per diventare una segretaria. Bene, quindi ragioneria e istituto. Bene, vorresti diventare una segretaria, il tuo sogno nel cassetto? Diventare un'imprenditrice. Caspiterina ragazzi! Bene, diventare un'imprenditrice non è cosa da poco, noi te l'auguriamo proprio di cuore perché è una cosa. In questi anni è anche un bel impegno, perché avere poi dei dipendenti da mantenere, comunque da dare il loro lavoro non è una cosa semplice. Bene, Alice, sentiamo anche Sandy cosa ti deve chiedere. Anche tu perché vorresti vincere tu stasera? Per una soddisfazione personale e mi ritengo una ragazza solare. E che sole sia in questa serata, Alice, grazie! Erika Marazzato.
4. Erika, dall'alta padovana se non sbaglio, quindi Erika che fai per il bello della vita? Sono studentessa. Ecco, sono solo io che lavoro qui ragazzi, non cambiate idea. Ah bene, quindi ci spostiamo un attimo perché siamo dietro le casse, vieni avanti Erika. Allora, lavori e studi, lavori il fine settimana magari? Faccio l'insegnante di ginnastica artistica. Bene, insegnante di ginnastica artistica martedì e venerdì durante il giorno, la studentessa di grafica e pubblicità. È una, diciamo che è un settore comunque che può dare scopo dalle tue competenze. Benissimo. Erika, grazie. Aspetta un attimo che sentiamo la domanda che ti deve far sentire. Vogliamo sapere anche da te perché dovresti vincere questa sera. Soddisfazione personale, magari cercare di avere qualcosa in questo campo. Benissimo, grazie. Numero 4, Gianni Sementavo. Ed eccola qui Jenny, direttamente da Spinea, Venezia. Allora, che fai di bello nella vita? Sono una studentessa di economia aziendale. Benissimo, l'ho fatto anch'io, adesso mi ritrovo qui a presentarvi voi. No, benissimo, qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare un'imprenditrice. Diventare un'imprenditrice, ma ragazzi qui abbiamo tutte future imprenditrici, io me lo auguro perché è così, è semplice dirlo, però credo sia molto impegnativo farlo. Il tuo hobby? Camminare, walking, cammini col cane, cammini da sola, con il fidanzato, dipende. Ok, bene. Jenny, sentiamo, senti la domanda. Perché dovresti vincere tu? Perché mi piace molto sfidare, è una cosa che mi rende felice. E allora la felicità questa sera sia con te. Bene Jenny. Numero 5, Giulia Seno. Giulia Seno, direttamente da Venezia. Com'è vivere a Venezia in un'isola come quella di Burane? È molto isolata. È un'isola ragazzi, se non è isolata. No, dai. No, è molto tranquillo. È molto tranquillo, benissimo, no, comunque ragazzi tutti i giovani stanno sparendo da Venezia, perché secondo te? Perché siamo troppo isolati, non ci sono più E scuole. immagino che ci siano veramente difficoltà tra esercizi, scuole, quant'altro, veramente non deve essere Io facile. faccio la commessa, quindi priorismo da sempre il lavoro. Ah perfetto, tu fai la commessa durante il giorno, ecco bene, quindi abbiamo capito anche cosa fa la nostra Giulia durante il giorno e il tuo hobby. A me piace disegnare. Cosa disegni? Ritratti o quello che capita. Ah, ritratti, beh, comunque sicuramente magari anche i paesaggi lì in quel di Milano. No, quello meno. Non ti piace? Bene, bene. Le ho azzeccate tutti ragazzi. Un applauso a Giulia perché adesso ci dirà anche. Perché dovresti vincere tu stasera? Perché sono una ragazza semplice che piace mettersi in gioco. Allora vediamo la nostra semplicità questa sera, dai. Con il numero 6, Giulia Doro. Qui vicino, Salzano in provincia di Venezia, ti lascio anche il microfono perché ormai ti vedo vicino a volta. Cosa fai di bello nella vita? Canto, Quella là. mi piace molto cantare, poi faccio estetica e mi piace anche ballare. Benissimo, canti, balli e fai l'estetista. Bene. Cosa dovresti fare nella tua vita? La cantante. Quella là, bene, lo dice proprio
proprio così con tanta felicità e questo, guarda, non ti chiediamo altro perché abbiamo visto che canzone che ti piace, che ti piacerebbe, con quale canzone ti piacerebbe debuttare? Vai, magari un giorno ti sentiremo in questo palco con questo bello. Ok? Bene, adesso Sandy ti deve fare la domanda più importante. Perché dovresti vincere tu? Per soddisfare me stessa e Benissimo, bella questa cosa. Ci sono qui i tuoi genitori? Eccoli lì, un applauso anche ai genitori. E allora, Giulia Sottomaglio, perfetto. Bravi ragazzi che le accompagnate. Prego Giulia. Numero 7, Giorgio Girardi. Giorgia direttamente da Treviso, Sidea, bene. Allora Giorgia, che fai di bello nella vita? studio in un istituto commerciale a Treviso. Perfetto, diventerai ragioniera, avrai a che fare con le fatture, con... bella cosa. Aspetta che ci spostiamo un attimo, forse è vero. Ok, perché qualche fischio dietro di noi parte dalle casse. Allora, fatture, commercialista, vorrai andare avanti con gli studi. Bene, hai ragione Giorgia, perché questo è un momento in cui investire sulla nostra persona, sugli studi, ok? Io ho letto nella tua scheda qui che ti piace un artista di fama nazionale che oramai è amato da tutte le teenager, ma non solo, ed è Fedez, perfetto. Perché ti piace Fedez? Perché assomigli a Chiara Ferragni? Per il suo stile. Per il suo stile. Particolare. Bene, vorresti riportarlo nella giusta strada? È già giusto così, bene. Senti, ti fa una domanda? Dici anche tu perché dovresti vincere stasera. Perché mi piace sfilare in questi Perfetto. Ellen Gioia Rossi. Pieno del 30, ok, perché Strati sei conosciutissima per le vite bellissime, per le bellezze che ci sono a Strati. E allora, Ellen Gioia, che fai di bello nella vita, Ellen? studio Studi, cosa studi di bello? e alberghiero. Alberghiero, ti piacciono le lingue quindi magari? Sì. Ok, cosa ti piace di più, inglese, francese, spagnolo? Beh, mi ha scherzato. Perfetto, allora vorresti un giorno diventare? Primo in Ragazzi, fate un applauso a queste ragazze perché sono determinate, vi dicono alla Parigi. Allora, sentiti, dovrà fare una domanda molto importante. Perché dovresti vincere tu stasera? perché mi piace mettermi in gioco e vedere la mia famiglia felice. Qui la tua famiglia? Dove siete? Alzate le mani! Ma c'è un bambino piccolo! Tuo fratello? Tua nipote, ciao bellissima! Con il
sto insieme. No, ma è già ufficiale, quindi no, scherzo, ovviamente. Bene, allora in bocca al lupo per la tua carriera. Lara Semenzato. Il numero del bomber, allora Lara, vero? Perfetto, questa sera ti è capitato proprio il 10, direttamente da Mestre, che fai di bello nella vita? Studio grafica. Studi grafica pubblicitaria, bene, quindi vorresti diventare designer piuttosto che fare studiare proprio la grafica magari aziendale. Oh, benissimo, quindi animazione, per dai, bei progetti. Sentiamo invece la nostra Sandy che domanda ti fa. Aspetta che pensiamo che cosa fare. Quante orecchie aveva Topolino? Che domanda da fare, Sandy? A parte gli sketch, perché dovresti vincere stasera? Noi siamo già amici, vince solo per la vittoria. Se poi c'è la fortuna di vincere, questi risparmi non abbiamo deciso. Bella. Numero 11 Lisa Mattioli. Allora te forse sei quella che arriva da più distante, perché arrivi direttamente da Modena. perfetto, com'è Modena in questo periodo invernale? Immaginavo. Che fai di bello? Vado all'università, sto scienze della comunicazione e lavoro in una clinica di famiglia. Perfetto, vorresti fare da grande magari l'insegnante piuttosto che... No, mi piace lavorare in studio. Ah, ti piace lavorare in studio? Bene. E allora, senti, un'altra cosa, dai, con gli hobby? Viaggiare, fare sport, Poi, allora, sport, visto che anch'io sono appassionato di sport, cosa fai di bello? vado in palestra, Un tennis, benissimo, fammi vedere il gomito, vediamo. e pole dance. Cos'è il pole dance, scusa? È la danza con il palo e si fa la musica. Ok, mi sono già fatto l'idea, va bene? Dai, scherzo, ho capito. Pensavo al pool, piscina, ok, dance, è un'altra cosa. Ok, l'emozione, sai, fa questi scherzi. Allora Lisa, la domanda che ti fa Sandy. Anche a te la stessa domanda delle altre. Perché dovresti vincere tu stasera? Perché sono sicura di me e sono contenta di E allora che a novembre arrivi anche il sole con la nostra Lisa. Prego, una buonissima serata. Numero 12 Linda Tagliapietra. Ed ecco qui la Linda. Ciao Linda, da dove arrivi? Murano, anche lei isolana, quindi bene. Non ti faccio la stessa domanda della miss precedente che chiedeva come si sta nell'isola, ma ti chiedo cosa ti fai di bello nella vita? Studio estetica. Studi estetica, cosa vorresti fare da grande? Aprire il centro estetico? No, per cantare. Un applauso a lei che vorrebbe fare la cantante. Allora Linda, arrivi direttamente, abbiamo detto da Milano, vorresti fare la cantante, dimmi, ti piace viaggiare? Sì, l'ultimo viaggio che hai fatto? Dai, ogni punto, sì dai, fagli la domanda giusta, dai. Scusa. Perché dovresti vincere tu stasera? Allora, diciamo che ho vissuto nella vittoria, preferisco divertirmi e conoscere gente nuova che sto facendo questa sera e se dovessi vincere
Perfetto, allora Sara, ho visto che mi guardavi male perché hai detto ma questo cosa mi chiederà, cosa farà? No, non ti chiedo niente, dai, dimmi te cosa fare, no, dimmi te quello che vuoi, dai, libera scelta. Ok, vorrei vincere perché sarebbe una grande soddisfazione per me e visto che oggi mi bomba compie gli anni volevo fargli questo regalo e è il mio sogno fin da piccola, da quando chiedevo ai miei cugini di portarmi nelle sfilate, tipo è il mio sogno che mi piacerebbe realizzare, infatti nella vita vorrei fare modella e fotomodella e faccio pure sport e ginnastica artistica. Bene, 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 un applauso anche a Sara. Numero 14, Selino Roveri. Cara Senilu, hai quello sguardo, come dire, cosa devi chiedermi? Ti dico allora, che fai di bello nella vita? Studio sociosanitario a Venezia. Ah, bella cosa, bene, bene, Mi bene. piacerebbe lavorare come bambino. Perfetto, mi hai anticipato con tutto quello che volevo chiederti, benissimo. Allora, arrivi direttamente da Mogliano Veneto in quel di Treviso, bene, quindi anche qui vicino, ok, perfetto. Allora, sentiti, a due passi, adesso hanno chiuso un po' le strade, mi ha fatto diventare matto, ma va bene lo stesso, insomma. Senti, ti farò una domanda importante. Perché dovresti vincere tu? Non lo so, se vincerò te lo dico. Mario! E qui con suo flash che alla fine vado a casa abbronzato sicuramente. Numero 15. Numero 15, Zanissa Ronco. Una buona sera anche a te! Ah, no, cosa fai di bello nella vita? Perfetto! Fai atletica, bene, 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 cosa fai? Lunghi oppure la velocista, dai, dimmi il tuo record nei 200 metri, piani. Ah no, allora il tuo record in che specialità? Ah ok, benissimo, allora comunque sei una velocista. Bravo, 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 va bene. Senti, ti farò una domanda. Perché dovresti vincere tu? Ci sarà un'uscita fuori concorso fatta Only for You. Only for You è il brand che è stato creato da Vincenzo Piccini di Napoli ed è nato da una passione che ha coltivato sin dall'adolescenza, sì, l'ufficio e il laboratorio a sede a Milano, ed è lì che le idee diventano realtà, capi per soddisfare la numerosa clientela che ormai ha fatto di questo marchio la sua unica ragione. E loro lavorano con lo shopping online, quindi potete comodamente prenotare i vestiti, i capi d'abbigliamento che più vi piacciono e vi verranno consegnati a casa direttamente. Quindi vorrei invitare qui sul palco Vincenzo Piccini assieme a Giada Masetto. Eccolo qui Vincenzo, allora da dove nasce questa tua passione per la moda? Che possiamo dire la moda? Buonasera a tutti e spero che comunque sia gradito a tutti lo spettacolo e spero di riuscire a scoprire anche i vostri occhi. Comunque abbiamo appena visto da dove è nata la mia passione, è una passione che coltivo fin da piccolo. Ho iniziato partecipando anch'io a concorsi di bellezza, ho partecipato a tante fashion week per Milano, ho fatto tante cose, rubando con l'occhio il mestiere e potendo creare questo brand mio personalizzato e ringrazio comunque sempre il mio staff che comunque mi segue giorno dopo giorno e Cosa fondamentale. cerchiamo di fare del nostro meglio per non deludere le aspettative di chi comunque ci segue ogni giorno. Bello,
bello Vincenzo, allora quindi hai catturato con il tuo occhio le varie mode, le varie cose che ci sono in giro. Diciamo giustamente Bravo. i grandi stilisti. Giada, se non sbaglio, vesti un tuo vestito, vuoi descriverlo visto che sei qui? Dai, Pilota, un minuto per descrivere questo bellissimo vestito. Basta un minuto? Ok. Questo vestito viene costruito in ricami. Questo vestito viene costruito in ricami con pizzo ricamato e cucito comunque con stipologie tribali. Comunque la gonna è molto arricciata, trasparente, con tessuto viscosa all'esterno e poi non ci delude comunque i fianchi con all'esterno trasparenza ai lati. Perfetto, anche meno di un minuto. Ma direi meno di un minuto perché? Perché avevi una modella di quelle. Sì, Giada Amasato rappresenta diciamo il mio brand, in poche parole diciamo come modella. E lo rappresenta molto bene. Giada, un grande applauso a Giada e anche a Vincenzo Piccini di Only for You. Ringraziamo ancora una volta lo staff di El Mundo. Le nostre miss sfileranno appunto con i capi d'abbigliamento di Only for You. Ok, allora abbiamo dei bouquet, mi hanno detto dall'organizzazione. Perfetto, e un bouquet sicuramente se lo merita la madrina della serata che è la nostra
Giada Masetto. Masatto, scusate, quando non leggo sbaglio. Abbiamo qui sul palco anche la cantante della serata che ci ha deliziato con le sue fantastiche doti canori, ed è la Sofia Bosa. Vieni Sofia, c'è un bouquet anche per te. Perfetto, e tra poco ci saranno le premiazioni. Salutiamo anche i fotografi della serata. Io ho visto tantissimi flash da parte di Mirko Metti e Federico Bolzon, uno degli organizzatori di The Queen of the Fashion Night. Salutiamo anche Mario Bonesi, è lui il nostro videomaker, al quale oggi abbiamo chiesto un lavoro supplementare e come sempre lo ha svolto in maniera eccelsa. Poi un grande applauso a tutte le miss che sono lì e soprattutto ai genitori, gli amici e parenti che le hanno accompagnate vista la loro giovane età. Chiamiamo tutte le ragazze qui, venite! Alberto, te andiamo dopo perché è sparito prima quando sono venuto a salutare i giurati, ma dopo ti prego. Allora, ci stiamo, bene o male ci stiamo, dai. Aspettate un attimo perché ci sono anche i fiori prima di particolarmente fiori e andiamo con la fascia Miss particolarmente fiori, fascia offerta dalla stessa fioreria e premia Federica Calzavara. C'è anche un pacco regalo per tutte le Miss, ma comunque abbiamo un po' di suspense. La fascia Miss particolarmente fiori è per la numero 1, Adel. Sei qui, Federica. Grande applauso, Adel. Questa sera Miss particolarmente fiori. Andiamo con la fascia Miss Cadis, fascia offerta sempre dallo stesso esercizio Cadis di Spinea, premia Paolo Favaro. Andiamo a vedere a chi hanno deciso di assegnare la fascia Cadis alla numero 7, Giorgia. Un grande applauso anche a lei che raggiunge madrina della serata e Miss particolarmente fiori. Pacco regalo anche per Giorgia. Andiamo con la fascia Miss la boutique della frutta. Fascia sempre offerta dalla boutique della frutta e premia Lorena Frati. Quindi pronta la fascia, pronto il pacco per la numero 10, Lara. Eccola qui, ecco. Andiamo avanti perché Lara raggiunge le altre bellezze già fasciate e andiamo a premiare Miss GM Flex Materassi, fascia offerta proprio da GM Flex, ed è Alberto Filippi a premiare la vincitrice. È pronto Alberto? Ok, la numero 12, Linda. Un applauso a Linda per Miss GM Flex. Allora chiamo qui Michele Pavan del Mondo Pub, fascia Miss del Mondo,
of the Fashion Night, fascia offerta dalla FLM Nightweb, perfetto, fascia offerta dalla FLM Agency, quindi è una fascia data da The Queen of the Fashion Night Web. Alla numero 5 Seno Giulia premia Paolo Favaro ancora una volta questa sera, o la Catiuscia premia, ecco assieme Paolo e la Catiuscia. Fondo di rito, anche Giulia si associa alle altre miss. Ed ora ragazze, uniamoci un po', vediamo perché tra le non fasciate si nasconde anche la vincitrice di The Queen of the Fashion Night. Allora, facciamo un po' di musica di sottofondo che crea un po' di suspense, ci siete? Allora la numero 2 e la numero 3 si possono attaccare alla 4, vediamo, dai, ecco. Allora facciamo un applauso innanzitutto a tutte le miss, ok? Premia Giada Masatto, ed è qui Giacomo il suo bouquet per la vincitrice della serata, che è sentiamo il pubblico, Senidu, la numero 14. Perché sei una persona particolare. Bene, bene, bene. Allora se volete conoscerla meglio lei di questa sera, perché è particolare.